Bitonto Atletico Foligno, giornata numero 3 della Serie A femminile Fables. Da Grieco calcia, forse con un braccio, e così. Conta Lusileia. Va col destro, morbido, piazzato per l'1-0 del Bitonto. Renatigna prova la giocata su Dos Santos, poi Grieco passa il pallone, 2-0 Bitonto. Bitonto dopo neanche 3 minuti, occhio Renatigna, palo esterno, fallisce il passaggio di suola Tampa, poi Renatigna. Tampa, Renatigna, ancora Tampa, calcia Tampa, secco e preciso, il tris di Tampa che vale il 3-0 per il Bitonto. Il 3-0 del Bitonto ha segnato il numero 5. Renatigna recupera il pallone di corsa, ha spazio, Renatigna 1 contro 1 su Narcisi, palla dentro, si alza un campanile. Dos Santos la risolve, Dos Santos che poi va anche a contrastare il bel tiro al volo di Mancino. Poi Lusileia affronta Narcisi, la sterzata di Lusileia dentro il pallone di Diana Santos, il palo dall'altra parte, poi Grieco dentro il pallone per il gol del Bitonto con Alexandra Di Vincenzo che si regala anche una marcatura quest'oggi. Di Vincenzo grande protagonista. Diana Santos ruba il pallone, ancora Diana Santos che buca, proietti per il 5-0 Bitonto. Il punteggio parziale dall'altra parte, Castagnoli va provando l'uscita di coda. Tampa, il movimento di Tampa che calcia e trova il palo, ancora un legno, il terzo per il Bitonto, riparte intanto Narcisi dall'altra parte, sbaglia coda, palla che passa sotto i piedi del portiere del Bitonto ed è 5-1 Narcisi. 5-1 Bitonto Atletico Foligno. Vediamo come riscende in campo la formazione di Battistone, bella conclusione di Mancino di Baldassarri. Dos Santos cerca Narcisi, occhio a Castagnoli, calcia Renatigna, bella Renatigna, Lusileia nel corridoio, Lusileia, 6-1 Bitonto. Pezzolla, duello con Tampa che prova a calciare, a rimorchio come una furia Grieco, 8-1. La ribattuta di Proietti, poi Renatigna ed eccolo l'8-1, danza sul pallone Renatigna. Palla verso Zelli, bravissima qui. Ancora coda, Lusileia, palla dentro, Renatigna, spazio, Renatigna, Grieco, tris per Grieco, 9-1 Bitonto. Renatigna, palla per Di Vincenzo, di poco fuori, Renatigna ruba l'ennesimo pallone, Renatigna fa tutto da sola, recupera, anticipa e mette a segno il 10-1. Intanto occhio a Tampa, poi per Nazza, super Cecconi, sbaglia Baldassarri, Tampa, Diana Santos, palo, Tampa, 11-1. Supera Nicoletti, supera anche Tampa, poi riesce in qualche modo coda con l'aiuto di Abadessa. Arriva la chiusura di questa partita, 11-1 Bitonto che supera brillantemente
Questa sfida